Benvenuti al Palaflorio per la terza giornata, quella decisiva della Futsal Women's European Champions, la Champions del calcio a 5 femminile. In campo stanno per scendere il Bitonto e Los Lusitanos, squadra olandese, e tra queste due squadre uscirà quella che andrà ad affrontare le polacche del Record nella finalissima di domani alle 18, sempre qui al Palaflorio. Gara quindi tra le campionesse d'Italia, il Bitonto calcio a 5 femminile, e Los Lusitanos, formazione olandese, ma dal nome si può già capire, ecco, le origini, una squadra fondata alla fine degli anni 60, nel 1968, espressione della comunità portoghese presente nella capitale olandese di Amsterdam. Sono arrivati anche gli arbitri, eccoli inquadrati, c'è già la formazione olandese, arriva anche il Bitonto, tra qualche istante le squadre arriveranno a centrocampo pronte per i saluti iniziali e poi ovviamente per la gara numero 3. Bitonto, maglia invece bianca con riporti azzurri per Los Lusitanos, le olandesi, guidati da Nuno Ferreira, affiancato da Nina George, Tony De Souza e Pascal Dust. E allora ci siamo quasi, vediamo che soluzione adotterà per lo starting five Marzoli, vediamo se ripartirà come nella gara contro il Nantes con Nicoletta Mansueto dall'inizio. Mansueto autrice di una rete nella vittoria rotonda contro il Nantes. Ed eccolo qui Gianluca Marzuoli, tecnico alla terza stagione a Bitonto, 3 stagioni da grande protagonista, lui che aveva fatto anche molto bene a Montesilvano, ben 2 panchine d'oro in quella precedente esperienza per
il tecnico Oral Bitonto, il tecnico pescarese, classe 70. E allora, come preannunciato, starting 5 del Bitonto con Josi tra i pali, poi Diana Santos, Tampa, Renatigna e Nicoletta Mansueto. Eccola qui inquadrata. Si parte allora con il Bitonto che gestisce il pallone. Andiamo anche a recuperare lo starting 5 del Los Lusitanos. Tampa per Diana Santos, palla recuperata in qualche modo da Enriquez, palla che poi torna in possesso al Bitonto da Josi. Ci prova Renatigna ed è subito, dopo 30 secondi, il Bitonto in vantaggio con Renata Damatti. Il destro di Renatigna non lascia scampo a Anna Reitzma, un po' colpevole, numero 21, palla che le scivola vicino al polpaccio. Subito Bitonto quindi con il gol di Renatigna. Mansueto, anzi Renatigna, poi Tampa, ancora Renatigna, si accentra, va a sinistra da Diana Santos sulla direttrice, c'è Nicoletta Mansueto, Kurt Lever, recuperato il pallone ancora dal Bitonto, Diana Santos, Renatigna, l'appoggio, ancora Diana Santos, Nicoletta Mansueto, Diana Santos, il giro palla della squadra di Marzoli, ci prova Tampa, palla schermata, poi il capitano Louvars e poi ancora Bitonto, Renatigna, dopo il tiro di Diana Santos, la risposta di Reitzma, è arrivato il tocco di Renatigna, palla fuori, vicino al 2-0 la squadra di Marzoli, ancora Bitonto, Tampa va a destra da Renatigna, dentro Tampa, la svirgola, si salva ancora Los Lusitanos, grande partenza delle neroverdi. Diana Santos recupera ancora un pallone, Diana Santos dietro, lo scarico per Mansueto che calcia addosso a Louvars, giocatrice di maggiore esperienza, per Nuno Ferreira. Ci prova Diana Santos, ancora la brasiliana, rimessa laterale per il Bitonto. Passati i primi 2 minuti, Bitonto subito in vantaggio e ha rischiato anche di andare sul 2-0. Calcia Diana Santos, allontana Sheralin Enriquez. Inquadrata, numero 18, recupera il pallone Oliveira, ma il Bitonto è ancora bravo a recuperare la sfera, palla dall'altra parte, Mansueto dentro, Renatigna, che errore qui di Renatigna, lo scambio con Mansueto, poi l'uscita bassa di Reitzma, riesce a togliere il pallone dal piede. Oliveira perde ancora un pallone, riparte il Bitonto, Renatigna non passa, Enriquez, poi Oliveira, Louvars, Reitzma, cerca Enriquez che torna sul pallone, non c'è il fallo, in un primo momento l'arbitro non fischia, vediamo se ha fermato il gioco solo per soccorrere, permettere Mansueto insomma di essere soccorsa, poi si è alzata autonomamente Nicoletta Mansueto. Infatti è palla scodellata, non c'è il fallo,
Riparte Los Lusitanos, però è brava Diana Santos ad anticipare Enriquez. Calcia Diana Santos, ancora la brasiliana. Palla che termina fuori. Bitonto sistematicamente in pressione. Rubato già una valanga di palloni la formazione olandese. Renatinha, Tampa, fronte Enriquez, va Tampa dentro, Reitsma con il piede riesce ad allontanare, poi aperto a destra Diana Santos, la palla è uscita, la rimessa è per Los Lusitanos quando sono passati 3 minuti e 30. Bitonto avanti 1-0. Ten Brugge va da Van Velzen, palla comoda per Josi, questo rilancio infruttuoso delle biancoazzurre. Dall'altra parte Renatinha di testa, l'uscita di Reitsma sulla testa di Renata Damatti, riesce a toccarla, ma c'è anche il tocco di Anna Reitsma. Corner per il Bitonto. Renatinha va dietro da Tampa, il tiro di Tampa, una rasoiata di Tampa che si spegne sul fondo. Anche in questo caso però dovrebbe esserci stato il tocco, infatti è corner per il Bitonto che insiste con Diana Santos dentro il pallone. Nicoletta Mansueto legge l'intenzione della compagna, giusto qualche secondo, qualche decimo di secondo in ritardo, non arriva sul pallone su questo corner battuto a sorpresa da Diana Santos. OS Lusitanos che riparte, palla intercettata ancora da Diana Santos. Renatinha bloccata, Reitsma ha provato a mettere in movimento Pite, troppo lungo però il suggerimento dell'estremo difensore olandese. Grieco, Lucy Lei è entrata in campo la brasiliana, poi Renatinha la porta fuori Marlus Pite, rimessa quindi per Los Lusitanos che riparte con Van Velzen, poi Ten Brugge, esce bene Nicoletti, anticipa Noah Hulsebos, rimessa laterale per il Bitonto. Van Velzen, palla dietro per Reitsma, prova a lanciare ancora Hulsebos, facile per Josi, dall'altra parte il pallone intercettato ancora dalla Los Lusitanos. Pite, a spazio Pite, ci prova Marlus Pite, gli applausi della panchina dello Lusitanos e la prima azione per le olandesi. Il piede di Marlus Pite. Grieco, Lucy Leia, si allunga leggermente la maglietta di Van Velzen, semplice rimessa laterale. Reitsma, Van Velzen prova Hulsebos a spostare il pallone col tacco, recupera però ancora il Bitonto con Grieco. Renatinha, ancora Grieco a sinistra da Susi Nicoletti, la ferma col fallo. Ten Brugge, calcio di punizione per il Bitonto, va a chiedere scusa Ten Brugge a Nicoletti. Ancora Nicoletti, Grieco, Renatinha con la suola, va da Grieco, poi
Nicoletti in verticale, Lusileia si porta il pallone out, rimessa Os Lusitanos. Palla lunga verso Pitt. Palla che si perde oltre la linea di fondo. Grieco, Renatigna, la giocata su Pitt, la palla è uscita, la rimessa è per le olandesi. Kurt Lever, cerca Enriquez, Nicoletti in anticipo, Josi non riesce a controllare il pallone, sarà calcio d'angolo per Los Lusitanos, che dopo una prima fase in cui ha sofferto tanto il Bitonto non riusciva neanche a gestire il pallone per poi ripartire. Intanto occhio a Lusileia col mancino, prova mettata un tiro e un passaggio a Grieco. Dopo una prima fase in cui aveva proprio difficoltà ad uscire dalla propria metà campo, a impostare, a imbastire un'azione, ora va decisamente meglio per la squadra di Nuno Ferreira. Enriquez, la giocata su Nicoletti, poi il mancino, palla fuori. Provato l'ex Feyenoord a colpire, brava nella giocata sullo stretto, poi più difficile per lei dopo andare a colpire con il sinistro. È arrivata al momento di calciare un po' sbilanciata, ci ha riprovato il Bitonto dall'altra parte, la rimessa laterale per Los Lusitanos, non riesce a far fruttare questo possesso la squadra di Marzoli. Kurt Lever, lo scambio con Compagna, poi palla profonda per Oliveira, l'uscita bassa di Josi che mette subito in movimento Lusileia, ha spazio Lusileia, converge, prova a servire Tampa, sbaglia però la formazione olandese e Grieco la punisce. Esce palla al piede Reitsma, si incarta e perde la palla con sapienza. Grieco sfrutta l'occasione e segna il 2-0. Il sorriso di Alessia Grieco per questo 2-0 Bitonto su leggerezza di Reitsma. Kurt Lever, palla che passa vicino a Grieco, poi Josi col petto la tiene all'interno dell'area. Il tiro di Kurt Lever finisce sul petto del portiere brasiliano del Bitonto. Chiamata in causa Reitsma, palla centrale verso Enriquez, troppo profondo il suggerimento. Grieco dall'altra parte, pallone che rimane incastrato su Lovars. Enriquez libera la metà campo, ancora Josi con calma il Bitonto. Tampa, la velocità di Tampa, l'uscita di Reitsma questa volta è precisa. Kurt Lever, Lovars, Enriquez, ancora Kurt Lever, Lovars,
mantiene la linea di pressione alta la coppia Lusileia-Tampa. Ora Lusileia e Nicoletti lasciano il posto a Diana Santos e Nicoletta Mansueto. Quando siamo a metà di questo, quasi circa la metà di questo primo tempo, Nicoletta Mansueto va da Grieco, palla dentro di Alessia Greco, non c'era Tampa. Arriva il primo time out, lo chiama Nuno Ferreira. Bitonto sul 2-0. Renatigni e Grieco le marcatrici fino a questo momento di questa partita. Bitonto che comunque sembra avere in mano il pallino del gioco, sembra non accusare particolari difficoltà. Un paio di situazioni, di occasioni create dalla formazione olandese con Piet prima e con Enriquez poco più tardi, le uniche davvero degne di nota da segnare al referto. Bitonto invece che soprattutto nella prima parte, ecco, forse ha sbagliato qualcosa, poteva rendere il risultato ancora più tondo la squadra di Marzoli. Secondo gol poi nato dall'incertezza di Anna Reitsma, numero 21, portiere olandese dello Lusitanos. Si riparte allora, torniamo sul parquet del Palaflorio, il teatro scelto per questa Champions. Kortlever, palla centrale per Louvars, ancora Kortlever, palla allontanata dalle olandesi. Josi, Diana Santos, Grieco, ancora Diana Santos, poi Mansueto, palla per Grieco, Mansueto, Tampa, l'ultima a toccare è stata Mila Massaro. Rimessa a Bitonto, Diana Santos, Tampa, Mansueto, cerca spazio, trova Grieco, scambio con Tampa che calcia! Un fulmine di Tampa! 3-0 Bitonto. Questa Reitsma forse non l'ha vista neanche partire. Gol di Tampa, quindi Bitonto che allunga sul 3-0. Con la giocata di Tampa, pallone forte, preciso, quello calciato dall'ex Tiki Taka. Intanto è entrata in campo Alexandra Di Vincenzo, intanto fallo su Tampa, giallo per Van Belzen. È entrata in campo Alexandra Di Vincenzo che oggi compie gli anni e si è fatta un regalo prima della data di oggi con il gol contro il Nantes, il suo primo gol europeo. E ora di nuovo sul parquet, riceve adesso il pallone Diana Santos, Tampa, ancora Diana Santos, palla lungolinea per Mansueto, dietro il tocco per Tampa, si sgancia Josi, avanza, va lungolinea da Di Vincenzo, poi Mansueto calcia sulla gamba di Pite. Alle spalle c'è anche un piccolo gruppo di sostenitori
olandesi. Intanto proprio Alexandra Di Vincenzo ci prova col mancino, pescata in aria, si è girata, non ha trovato la porta. C'è un piccolo pubblico con le bandiere olandesi, la bandiera di Amsterdam con le 3X, le 3 croci. Pitt la ferma, Tampa, Mansueto scende, va a sinistra, Di Vincenzo dentro, il pallone rimane lì, Tampa non riesce ad approfittare, la rimessa è per los Lusitanos. Eccola inquadrata, Tampa. Brasiliana che ormai è da 7 anni in Italia. La palla esce, la rimessa sarà per le olandesi con Marlus Pitt. Sua una delle 2 azioni importanti del Os Lusitanos che hanno messo in difficoltà Iosi. Mansueto ha spazio, va da Di Vincenzo addosso a Reitzma. Ancora Di Vincenzo, recupera il pallone, dietro la sfera per Diana Santos, Mansueto quasi in look, va da Tampa, palla dentro, allontana, o meglio raccoglie Ten Broek. Fischia l'arbitro. C'è il cambio fallo e la rimessa è per il Bitonto, quindi cambia la rimessa. Bitonto che va centrale verso Pezzolla, va Diana Santos che non riesce a far curvare il destro. Palla che si spegne sul fondo del campo. 7 minuti e 10 ancora da giocare. Bitonto avanti 3-0. Renatigna, Grieco e Tampa le marcatrici fino a questo momento. Oliveira, Van Velzen, poi Hulzebos, ultimo tocco di Renatigna, rimessa e possesso che rimane allo Lusitanos. Ten Broek, Van Velzen, Pitt, ancora Ten Broek, palla recuperata da Renatigna. Arriva Diana Santos a darle supporto. Di Vincenzo, Pezzolla tiene a distanza l'avversaria, poi Diana Santos, Renatigna, serve Pezzolla che calcia, tiene basso il pallone, la tiene però Reitzma. Ancora Os Lusitanos che manovra con Pitt. Ten Broek, ancora Pitt, chiede palla a Van Velzen, la palla arriva poi sui piedi di Hulzebos che non riesce a tenerla, la rimessa per il Bitonto. Diana Santos, Renatigna, Diana Santos, ancora Renatigna, Diana Santos calcia, palla su Hulzebos, poi esce fuori. Di Vincenzo ci prova lei, tiro velenosissimo di Alexandra Di Vincenzo. C'è stato il tocco di Reitzma con la punta delle dita alzato il destro di Vincenzo. Davvero una bella conclusione quella della giovane calcettista classe 2004. Renatigna, Grieco lascia partire
un diagonale che si spegne sul fondo. C'è stata anche qui la deviazione, la chiede Diana Santos, se ne accorge il direttore di gara. E allora dall'altra parte Grieco tiene il pallone in campo, fuori il pallone, Renatigna la giocata sullo stretto, poi Pezzolla, ancora una deviazione, terzo corner consecutivo per il Bitonto, che vuole chiudere la pratica per accedere alla finalissima e cercare di portare a casa la Coppa. L'anno scorso non ci è riuscita, a Burela contro il Benfica, 1-1 nei tempi regolamentari, poi ai rigori la vittoria portoghese. Bitonto che in virtù anche della vittoria nello scorso campionato ci riprova anche quest'anno. Quest'anno il presidente Silvano Intini ha voluto organizzare qui a Bari, in casa propria, questa kermesse internazionale. Grieco, Renatigna, ancora Grieco, Pezzolla, Bitonto che continua con Renatigna, Nicoletti, Renatigna dentro, ancora Renatigna! Tutta la classe di Renata Damatti per il 4-0 Bitonto. Alla fine Renatigna fa varcare il pallone, la linea al pallone, con un tocco magico. E Bitonto che si porta sul 4-0. Di Vincenzo, Grieco, ancora Di Vincenzo, Nicoletti, attenta Massaro, passa il pallone, la rimessa e per il Bitonto. Grieco, Renatigna, palla centrale, Pezzolla, ancora Renatigna, lo esce bene Los Lusitanos. Ricketts però sembrava non essere riuscito a passare su Pezzolla. C'è il fallo di Carmen Pezzolla e quindi calcio di punizione per Los Lusitanos quando mancano 3 minuti e 45 secondi alla fine della frazione. Sul pallone c'è Daniel Kortlever, calcia direttamente là in porta col sinistro, palla che termina fuori. Renatigna, Grieco, ancora Renatigna, fa passare il pallone, Enriquez però anticipa Grieco, corner per il Bitonto. Ora un pallone dentro, Grieco, Lucileia, Grieco prova a passare in mezzo a 3 giocatrici olandesi. Alla fine Los Lusitanos allontana il pericolo e il Bitonto può ripartire con il possesso. Lucileia, palla toccata da Lowars, dal capitano dello Lusitanos. Ancora Bitonto, Grieco, Renatigna, Lucileia, Renatigna, Nicoletti, Iosi, Grieco, la palla però servita da Iosi è uscita oltre la linea laterale.
e Os Lusitanos che torna in possesso. Massaro va lungolinea da Ferreira. Oliveira, scusate. Giocatrice che, dicevamo prima, ha giocato in Italia. Due squadre diverse. Grieco ci prova. Palla respinta da Anna Reitz, ma arrivata al Città di Capena dal Feyenoord, dove aveva vinto tanto Jennifer Oliveira. Poi altra esperienza nel neopromosso Visfondi prima del rientro in patria. Lucileia, Nicoletti, Renatigna. Lucileia ha spazio, va col mancino, la palla rimane lì tra Lowars e Kortlever. Lucileia non è riuscita a spostarla. Corner Bitonto. Renatigna, la palla deviata da Nicoletti. 5-0, quasi a sorpresa. Susi Nicoletti tocca, sporca questo pallone di Renatigna che sorprende tutti. Un pizzico anche Susi Nicoletti che sfiora e segna il 5-0. Nicoletti, Grieco, dall'altra parte Renatigna, ancora Grieco, Nicoletti, Lucileia, lascia Grieco, arriva a chiudere di gran carriera Pete. Grieco, Renatigna, fischia l'arbitro, c'è stato un fallo del Bitonto. Nicoletti anticipa Ulzebus, Os Lusitanos che torna in possesso ma non riesce concretizzare l'azione. Van Belzen. Ultimo minuto di questo primo tempo. Il Bitonto che ha in mano fino ad ora la partita. Renatigna, Lucileia, Renatigna, Grieco. Scambio con Renatigna, poi Nicoletti, ancora Grieco. Nicoletti, Renatigna, la giocata, converge Nicoletti, non controlla, palla fuori, 20 secondi ancora al fischio della sirena, poi si andrà negli spogliatoi col Bitonto avanti 5-0, risultato tondo. 9 secondi, non riesce a tenere il campo il pallone Los Lusitanos, il servizio di Van Belzen verso Ten Brugge, palla che termina fuori. E allora arriva la sirena, 5-0 Bitonto, squadra di Marzuoli che ha dominato la prima frazione, un paio di occasioni per Los Lusitanos ma nulla di più. E allora noi ci risentiamo, ci rivediamo fra qualche minuto per il secondo tempo di Bitonto Os Lusitanos.
Si torna in campo quindi per Bitonto Os Lusitanos, 5-0 il parziale. Bitonto che ha dominato la prima parte della gara contro le campionesse olandesi. Ha vinta la finalissima l'anno scorso del campionato di Serie A olandese contro il Marlen. Nel frattempo si riparte. Squadra, il Marlen, che è una vecchia conoscenza del Bitonto, perché il Bitonto l'ha affrontata nelle gare dei gironi della scorsa Champions, vittoria molto larga. Vinse 13-0. Renatigna nell'occasione segnò ben 4 gol. E allora si riparte con l'Os Lusitanos, che ora gestisce il pallone. Di Vincenzo lascia sfilare il pallone. Alessia Grieco, Diana Santos prova a sorprendere Reitz, ma Diana Santos blocca l'estremo difensore olandese. Van Velzen, anticipata da Lusileia, torna Van Velzen sulla numero 10, sul capitano del Bitonto. Bitonto che riparte dalla rimessa laterale. Di Vincenzo, Grieco lascia a terra l'avversaria, dentro Grieco per Lusileia, ancora Grieco, il tocco da parte di Tenbruck. Lusileia prova a tenere il pallone basso, allontana los Lusitanos, poi Ulzebos, la più giovane giocatrice delle portoghesi, allontana Coda, quindi sceglie, si affida al secondo portiere, a Stefania Coda Marzuoli, per questo secondo tempo. L'uscita ora di Coda, che è una delle giocatrici più giovani di questo torneo, dell'intero torneo. Ragazza di Polignano, che ora l'uscita si è fatta anche un po' male, forse al momento della caduta. Classe 2008, 16 anni, però anche nell'esordio fatto in campionato sono viste le qualità e anche la maturità della giocatrice, nonostante appunto la giovanissima età. Grieco, De Vincenzo, anzi Diana Santos verso Lusileia, una rimessa laterale per il Bitonto. Ritmi più bassi ora, primo tempo che ha visto soprattutto nei primi 6-7 minuti un Bitonto indiavolato, subito ha fatto capire in che direzione stava andando la partita. Di Vincenzo ci prova, palla allontanata dall'Os Lusitanos. Ricordiamo che la finale si gioca domani alle 18, sempre qui al Palaflorio. Ad attendere la vincente di questa sfida c'è la formazione polacca del Record Bielska, mentre alle 15 la sfida tra
per il terzo posto, per definire chi va al terzo e chi al quarto. Rimessa dal fondo, giocata da Coda, va da Grieco, poi Diana Santos, Lucy Leia, Grieco, ancora Diana Santos, Lucy Leia fa viaggiare la connazionale, palla contratta da una giocatrice del Os Lusitanos. Grieco sbaglia l'appoggio a Diana Santos, si avventa sul pallone Pitt con la inquadrata, palla fuori, ancora Grieco, Di Vincenzo, Grieco, palla profonda ma troppo corta per Lucy Leia, allontana ancora la formazione olandese. Diana Santos, Grieco, ancora Diana Santos, Lucy Leia va a chiudere Van Velzen. Lucy Leia, Grieco, ancora Diana Santos, ha spazio per calciare, ci prova col destro, palla su Ten Broek. Reitsma, Pitt, Di Vincenzo anticipa Ulzebos, poi Grieco dall'altra parte, Lucy Leia legge bene Pitt, riparte lo Lusitanos che poi perde il pallone, ha provato il lancio Ten Broek. Di Vincenzo, Diana Santos, Tampa, ancora Diana Santos, calcia col destro, Sulzebos, rimessa per le ragazze di mister Marzoli, che segue in piedi la partita. Diana Santos, Di Vincenzo, la botta, palla ampiamente al lato. Reitsma lascia al capitano Lovars, ex calciatrice, ha giocato per tanti anni anche in Eredivisie, il maggiore campionato maschile ma anche femminile olandese. Ha giocato anche in quella che una volta, che oggi è diventata Champions League. Diana Santos, palla dall'altra parte per Di Vincenzo, calcio Di Vincenzo col mancino, ancora vicino al gol Alexandra Di Vincenzo, che si vuole fare ancora un regalo dopo quello anticipato di 2 giorni fa contro il Nantes. Di testa Nicoletti, recupera il pallone Los Lusitanos con Oliveira che sbatte sul muro nero verde. Tampa, esce palla al piede, va centrale da Pezzolla, prova a smistare verso Di Vincenzo, recupera ancora il capitano Lovars che 45 anni, capitano dello Lusitanos. Mila Massaro, palla centrale, Di Vincenzo, poi
Sbaglia Nicoletti. Può ripartire lo Lusitanos. Ci ha provato Kurt Lever, brava a tenere il pallone Coda. Massaro, ancora da Kurt Lever. Calcia alto questa volta la numero 11 della Os Lusitanos. Gara che sta scivolando via, 13 minuti ancora da giocare, sono passati 7 fino a questo momento. Tampa, calcia lei, colpisce il palo esterno, Tampa, ancora una volta destro secco e forte. Lowars, Renatigna in agguato, ruba il pallone, Tampa dall'altra parte, Pezzolla si salva, Lowars, Renatigna, Tampa, palla in orizzontale verso Pezzolla, chiusa da Kurt Lever. Nicoletti, Renatigna, prova a buttarsi in aria, Renatigna col mancino, c'è la deviazione forse di Massaro, corner Bitonto. Calcio ancora Tampa, colpita proprio Massaro alla sventola di Renatigna. Genitori, famiglia anzi, di origine veneziana per Massaro. Lascia il campo tra gli applausi. Tra al suo posto Van Velzen, Renatigna, Van Velzen, la lotta tra le due giocatrici, poi Oliveira recupera il Bitonto, Nicoletti con calma lascia sfilare, protegge Stefania Coda mentre si prepara Lucileia, che ha saltato l'ultima gara di campionato contro il Lamezia, qualche acciacco per lei, allora Marzoli ha preferito risparmiarla proprio per farle giocare queste partite. Coda in uscita, infiamma il pubblico su Van Velzen. Ancora Van Velzen, palla dietro su Pitt. Van Velzen, Pitt, ancora Van Velzen, Pitt sposta il pallone sulla sinistra, Nicoletti in anticipo, poi la palla passa, Tampa, scivolata Van Velzen. Los Lusitanos che recuperano il pallone, questa bella giocata difensiva di Van Velzen. Poi il tocco di Nicoletti, il corner per Los Lusitanos che si riaffaccia dalle parti di Coda. Palla fuori, Van Velzen. Ma c'è credo l'errore nella battuta di questa rimessa, no, c'è il fallo. Tampa, ancora Tampa, palla dentro, c'è il fischio dell'arbitro, la palla è uscita, rimessa dal fondo. Pitt, palla centrale verso
Ulzebos, ancora Ulzebos. Pitt prova a sporcarla il pallone Tampa, rimessa laterale per le olandesi. Trascorsa la prima metà di questo secondo tempo, ci avviciniamo sempre più veloce alla fine di questa partita. Bitonto sempre avanti 5-0. Nicoletti, Renatigna, ancora Nicoletti, Nicoletta Mansueto, Susi Nicoletti, Mansueto, Renatigna anticipata da Pitt, poi l'errore di Tampa, chiede scusa a Renatigna, rimessa laterale per Los Lusitanos. Pitt allontana, ma il pallone è uscito. Kurt Lever, rimessa laterale battuta da Tampa. Nicoletti, Renatigna, ancora Nicoletti, anzi è Tampa, poi Mansueto, calcia Tampa col mancino, palla alta sulla traversa. Ed eccola qui Tampa, palla lunga dall'altra parte, sempre Tampa di testa. Renatigna fa passare il pallone alla ricerca di Mansueto, uscita Reitzma. Van Velzen sbaglia, Tampa calcia centrale su Reitzma. Insiste il Bitonto, Mansueto dietro, il pallone per Nicoletti. Tampa, ancora Nicoletti, Mansueto, Renatigna, Mansueto, Tampa, palla buona dall'altra parte per Renatigna, poi Nicoletti, Mansueto, ancora Nicoletti, Reitzma, Tampa, palla buona per Renatigna che non riesce a imprimere forza al pallone. Ritmi, ribadiamo, abbastanza blandi. Nicoletti ricopre il pallone, partita Tampa a destra, ha spazio Tampa, calcia Tampa. Reitzma non fa passare il pallone, palla fuori, rimessa a Bitonto. Renatigna, spazio Renatigna, e questa volta Reitzma chiude benissimo il palo. Tampa, palla verso Diana Santos, svirgolata. Enriquez esce dalla propria metà campo Los Lusitanos. La cavalcata di Lowars. Zilma, Lowars, ancora Zilma. Diana Santos le ruba il pallone. Mansueto dentro la sfera, Renatigna, lo scambio con Diana Santos e poi Tampa per il 6-0 Bitonto, quasi sulla linea di porta. Doppietta per Tampa. Questo è il terzo gol di Tampa in questa edizione della Champions.
Diana Santos, Di Vincenzo, poi Diana Santos prova a far partire Mayra Badessa, entra in campo anche un'altra giovanissima giocatrice protagonista dell'Under 19, allenata l'Under 19 da Lusileia. Grieco, la Badessa anticipata, occhio a Ten Broek, coda sul primo palo, non si fa sorprendere. Ten Broek, Lowars, poi Enriquez tiene il pallone, duello con Diana Santos, vanno giù tutte e due, l'ultimo tocco di Diana Santos che ha spedito il pallone oltre la linea di fondo. Corner Carlos Lusitanos. Zilma dentro per Ten Broek. Lowars, Zilma Bitonto che riesce a recuperare il pallone. Prova Diana Santos, che brivido per Reitzma che smanaccia, alza il pallone oltre la traversa. Applausi del pubblico del Palaflorio. Abadessa, Diana Santos, Lusileia, poi Grieco, dietro per Lusileia, smista per la Diana Santos. Grieco, la giocata, Grieco ancora da Diana Santos. Grieco, Diana Santos, Abadessa, Grieco riesce a andare su quel pallone, rimessa laterale per le ragazze di Nuno Ferreira. Rimessa dal fondo per il Bitonto, dopo il tentativo in verticale dello Lusitanos. Abadessa, Diana Santos, palla centrale, Lusileia, Abadessa, Grieco anticipata, palla che termina fuori. Ultimi 5 minuti. Bitonto che sembra ormai avere in tasca, c'è il fallo con la mano di Diana Santos, sembra avere in tasca la finalissima con il record Bielska, squadra polacca che ha vinto l'altro girone. Grieco, Lusileia, Abadessa, non passa il pallone, ci ha provato Grieco, poi Lusileia, ancora Kurt Lever, Reitzma, palla centrale per Ulzebus, Pitt si porta il pallone fuori. Mentre Lusileia lascia campo a Mansueto. Diana Santos, Mansueto, Grieco, ancora Mansueto, Diana Santos, Grieco, la chiusura anche un po' dura
da parte di Pitt. Diana Santos verso Di Vincenzo, dentro per Abadessa, non riesce a controllare. Reitzman, si allunga il pallone Reitzman, rischia di perderlo, aiuta a tenere il possesso Pitt. Ancora Pitt, palla verso Van Velzen, scusate. Bitonto che riparte con Mansueto, anzi con Nicoletti. Ora Mansueto, Nicoletti, Di Vincenzo, Mansueto, Nicoletti. Palla centrale, Di Vincenzo verso Nicoletti, Pitt lascia passare il pallone. C'è un time out chiamato dalla panchina di Nuno Ferreira. 2:42 alla chiusura della partita, 6-0 Bitonto. Bitonto che ha consolidato il punteggio nel corso del primo tempo e l'ha gestito poi nella ripresa, anche grazie a alla poca pressione da parte delle olandesi. Si torna in campo quindi per gli ultimi 2 minuti e 42 secondi che ci separano dalla fine di questa partita e quindi anche della fase a gironi della Futsal Women's European Champions 2024. Reitzman si alza a sinistra per dare manforte all'azione offensiva delle olandesi. Di Vincenzo va da Nicoletti, poi Mansueto va da Di Vincenzo, la palla è uscita, la rimessa laterale per Los Lusitanos. Reitzman a sinistra cerca e trova Van Velzen, ancora Reitzman, Van Velzen, Reitzman, a sinistra, calcia Van Velzen, palla fuori. Mansueto, Nicoletti, Di Vincenzo, ancora Mansueto, prova a mettere il pallone dentro Reitzman con la collaborazione di Ten Broek, palla dall'altra parte, Pitt perde il pallone, Nicoletti fa buona guardia, poi Mansueto prova a lanciare Di Vincenzo, si animano un po' le battute finali di questa partita quando manca poco più di un minuto. Coda blocca il pallone. Bitonto che quindi va a giocarsi la seconda finale consecutiva in Champions dopo la sconfitta dell'anno scorso contro il Benfica. Quest'anno ci riprova con le polacche del Record Bielska. Ci prova Di Vincenzo, bella conclusione di destro. Reitzman allunga il pallone con la punta del piede. Dentro anche Buquicchio per questi ultimi 60 secondi, un altro giovane prodotto del vivaio del Bitonto e che è proprio bitontina puro sangue. Fanno festa i tifosi. Bitonto che quindi
consolida, mentre Mansueto prova a portare il Bitonto sul 7-0, consolida quello che di buono ha fatto già durante quest'anno solare, questo 2024 incredibile, 2024 che ha portato il Bitonto a raggiungere il suo secondo triplete consecutivo, triplete tra l'altro che ha raggiunto anche la formazione, questa è una curiosità, la formazione olandese dello Lusitanos, la finale vinta con il Marlene, poi la Supercoppa sempre con il Marlene. 9 secondi ancora da giocare, pronti a festeggiare i tifosi del Bitonto, palla profonda, l'uscita di coda che evita il gol dell'Os Lusitanos e si chiude così la partita senza storia. Bitonto va in finale, l'attende domani alle 18 il Record Bielska, squadra polacca, invece solo finale terzo e quarto posto per la formazione di mister Nuno Ferreira. Domani alle 15 contro le ungheresi del TFSE. E allora, con le immagini delle due squadre a centrocampo che salutano il pubblico del Palaflorio, noi ci salutiamo e ci risentiamo domani per le fasi finali, l'ultima parte del percorso della Futsal Women European Champions. Poi alle 11 c'è Nantes contro il Münster, sfida valevole per il quinto posto, sfida per il terzo posto alle 15 TFSE contro Os Lusitanos e la finalissima alle 18 tra il Bitonto e il Record Bielska. Grazie per essere stati con noi e buona serata.